E un ben ritrovata anche alla consigliera regionale Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle in videocollegamento. Buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutti. Allora, prima della pubblicità, abbiamo una decina di minuti, ho davanti a me ancora la pagina del Gazzettino, ripartirei ovviamente dall'avvertenza Electrolux che vediamo in primo piano, questa stretta finale e anche l'ultimatum lanciato di Fedriga in base appunto al titolo che leggiamo, il pugno di Fedriga, fermiamo gli aiuti. Il presidente della regione davanti ai lavoratori e sindacati di Porcia, ieri c'è stato questo incontro con loro, Fedriga ha detto: se l'azienda non cambia, pronti a misure, contributi in bilico. Su questo rileggo insieme a voi anche i titoli del Messaggero Veneto, andiamo su Pordenone e appunto il tema è in evidenza in primo piano nelle pagine 2 e 3. Abbiamo visto anche un titolo riguardante questo emendamento proposto alla Camera da Rizzetto, dal parlamentare, dal deputato Rizzetto. Allora, su Electrolux il titolo qui è Fedriga, a Roma territorio unito. Quello presentato somiglia a un piano di dismissione, ha detto ieri incontrando lavoratori, RSU e sindacati. L'avvertenza riguarda l'intero sistema produttivo. Lunedì 15 giugno saremo compatti nel respingere una proposta irricevibile. Il sindaco di Pordenone ha detto invece siamo fermi nella richiesta di ritirare il documento e di rispettare di più i dipendenti, ha detto appunto a sua volta. Per quanto riguarda l'emendamento, il titolo è Emendamento taglia aiuti per chi licenzia o chiude, la proposta in Parlamento e appunto vede in campo a coordinare le attività per l'assessora del testo e Walter Rizzetto, presidente dell'11ª Commissione Lavoro della Camera. E l'obiettivo è vincolare i contributi a un impegno pluriennale di mantenimento dei livelli occupazionali da parte dell'azienda beneficiaria. Questo è il principio. Riparto da lei per la maggioranza, Calligaris. Il Presidente Fedriga è stato molto chiaro, no? Andando direttamente sul posto. C'è una dimostrazione, credo, come viene rilevato dai giornali, di unità di tutte le istituzioni e anche le forze politiche, che ricorda molto, cioè è quello che è stato fatto anche, tra l'altro mi pare che la proprietà sia la stessa, quella volta di Varsila, no? Quando, perché il modo di operare, poi l'avevo già detto, degli svedesi un po' simile, no? Questa è una cosa già vista a Trieste, con Varsila, e quella volta tutti si schierarono, no? Il Presidente in primis, e questo viene rifatto anche questa volta. Giustamente il Presidente Fedriga dice che questo non è un piano industriale, è una vera e propria dismissione. Già aveva detto che i dipendenti non possono pagare, ma soprattutto è metteremo in campo misure ostative. No? Che vuol dire attivare tutte quelle forme legislative o farne altre, no? Per, diciamo così, ostacolare intanto questo piano e le decisioni della multinazionale, no? Perché più che impresa chiamiamola della multinazionale, e quindi per rendergli intanto la vita difficile, per fargli capire, no, che questi atteggiamenti non solo i benvenuti, non sono proprio accettabili, e dall'altra parte anche predisporre misure giuridiche per dire chi viene a investire qua sì è il benvenuto, però si deve comportare in determinati modi, soprattutto se prende degli aiuti pubblici. Si parla anche di caso europeo, come ha sottolineato anche certo. Fedriga, no? Come sottolineato anche in questo. Anche perché ricordo sempre che alla fin fine questi qui tagliano delle linee, no? Ma mantengono gli stabilimenti, no? Su cui poi continueranno, no, a dover avere a che fare con l'istituzione, con le regioni, la Lombardia o la Toscana o il Veneto, no? Quindi fra l'altro forse bisogna fare anche un lavoro, ma credo che lo farà il Presidente Fedriga anche con i presidenti delle altre regioni e in Parlamento e come il governo, che no? Ci sono stati è chiaro, nei giorni perché scorsi. poi questi non è che magari chiudono lo stabilimento e se ne vanno, questi proprio intendono anche restare e magari continuare a chiedere, no, aiuti da parte delle istituzioni.
Ecco, consigliera Capozzi, da questo punto di vista anche tra le varie forze politiche l'obiettivo è comune, no? Rispetto alla situazione e al ridimensionamento. Far fronte Mi trovo comune. d'accordo, sì, mi trovo d'accordo con quanto detto dal collega Calligaris, perché Electrolux in questo momento rappresenta un problema trasversale, non può appartenere ad una forza politica né essere la bandiera di nessuno, ecco, perché in questo momento ci sono tanti lavoratori in bilico, ci sono in bilico le loro famiglie, c'è in bilico tutto un indotto sul nostro territorio e quello che è stato fatto da Electrolux è inaccettabile, perché Electrolux ha preso non soltanto finanziamenti statali ma anche europei, e piuttosto che investire ci presenta un piano di licenziamenti che non ha nulla a che fare con un piano di rientro, quale sarebbe la soluzione di buon senso. Ecco, ci saremmo aspettati infatti un piano in questo senso, ma è andata a gamba tesa su qualcosa che non può essere accettato, e questo non soltanto a tutela dei nostri lavoratori, ma anche per tutto il percorso che in questi anni è stato intrapreso, appunto, di aiuti. Quindi nel momento in cui il presidente Fedriga sbatte i pugni, mi trova d'accordo, perché è inaccettabile appunto quello che sta accadendo, e mi auguro che ci sia una risoluzione positiva, perché diversamente ci saranno tanti lavoratori che avranno dei grossi problemi. Su questo emendamento proposto, cosa ne pensa? Emendamento taglia aiuti per chi licenzia o chiude? Ma sono emendamenti condivisibili, perché vanno a far sì che chi investe sul nostro territorio ci resti, e soprattutto non attui politiche come quelle che sta intraprendendo Electrolux. Ma anche noi dalla nostra abbiamo avanzato delle proposte, da sempre ci spendiamo per le delocalizzazioni, per evitare che rami di azienda vengano portati fuori dal nostro territorio, come spesso accade, per ragioni di sostenibilità economica. E quindi qualunque intervento, ecco, che possa tutelare posti di lavoro, che possa tutelare la nostra impresa, per me va bene, ecco, non ci vedrà mai in disaccordo, ecco, un'azione di questo tipo. Bene, allora rivediamo qua il titolo del Gazzettino nella pagina accanto, visto che siamo in rassegna stampa, leggiamo anche questo ulteriore titolo rispetto agli operai presenti ieri mattina, gli operai dell'Electrolux. In 250 un solo grido, battaglia fino alla fine. Gli operai affollano Piazza Ospedale Vecchio, gli applausi, poi la richiesta, adesso i fatti, le sigle. Senza la politica non ci sono speranze, a Roma con un solo obiettivo. E adesso devo mandare il nuovo break pubblicitario, però introduco già il tema rientro, le province, il conto alla rovescia, tra dubbi e conti blindati. Ripartiremo tra poco, da qui restate con noi. Ben ritrovati in Sveglia Friuli, prosegue il confronto politico con i nostri ospiti, i consiglieri regionali Capozzi e Calligaris. Allora, riaffrontiamo il tema del ritorno delle province, ricordo il titolo del Gazzettino, province, conto alla rovescia, tra dubbi e conti blindati, mentre sul Messaggero Veneto, andiamolo a questo punto a individuare assieme, spero rapidamente, il titolo riservato alla regione, ecco qui. Ritorno delle province elettive, tutti i dubbi dell'opposizione, iniziate le audizioni in Consiglio regionali, critico il centro-sinistra, l'assessore regionale Roberti afferma territori al centro. Allora partiamo rivedendo il servizio realizzato su questi ultimi sviluppi dai colleghi della redazione di Tele4. Con la riunione della quinta commissione in Consiglio regionale, l'aula di Piazza Oberdan incomincia ad affrontare il suo iter per il ritorno delle province. I lavori sono partiti con l'illustrazione della legge da parte dell'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, quindi le audizioni dei soggetti coinvolti. Un argomento che, come noto, ha diviso l'opinione politica, soprattutto gli aspetti che riguardano le competenze da attribuire alle future province e il fatto che siano organi elettivi. Non sono convinto io, ma soprattutto non sono convinti
quegli esponenti di centrodestra che qualche settimana fa hanno definito un poltronificio queste nuove province. Davvero non se ne sente il bisogno, non si capisce perché eleggere consigli provinciali da 24 persone con le giunte sostanzialmente per gestire le scuole e le strade. Ci saranno consigli provinciali in questo caso in cui si parlerà soltanto di come ritinteggiare un'aula o che bitume utilizzare. Siamo solo un primo step, noi ci attendiamo o attraverso quello che può essere un cronoprogramma definito o attraverso una normativa già chiara, il fatto che le competenze che devono essere attribuite alle province non possono essere quelle passate, devono essere qualcosa di più esteso, di più articolato e quindi su questo continueremo a chiedere in modo leale nei confronti anche degli alleati che si arrivi a un risultato che le province siano questo primo passaggio ma anche molto di più. Forse il livello giusto non era uno che va per esempio nel caso della provincia di Udine, no? da Sappada fino a Marano, cioè cosa può esserci diciamo, di strategia diciamo, comune, no? Lo facevano già gli EDR. Poi è chiaro che se viene introdotto un nuovo livello di rappresentanza dei cittadini, questo ben venga, perché siamo in un paese democratico, più diciamo, i cittadini sono coinvolti meglio viene. Noi vogliamo costruire un ente che fornisca servizi, portarlo più vicino ai cittadini e renderlo più efficiente, nel senso che se c'è un eletto, c'è un amministratore eletto e non un funzionario o un dirigente regionale, l'amministratore eletto risponde ai cittadini perché è vincolato al voto. Allora Caligaris, visto che l'abbiamo vista come ultimo intervistato, riparto dalla minoranza, dalla consigliera Capozzi, che tra l'altro nelle ultime ore ha anche diffuso una nota con varie criticità che mette in rilievo rispetto a questo ripristino delle province. In sostanza le dice anche: in approvazione una scatola vuota. Ripartiamo un punto per punto, così lascio per ciascun punto la replica anche al consigliere. Da quale iniziamo tra gli elementi che lei ha rimarcato? Dalla scatola vuota e voglio partire da questo perché veniamo tacciati di avere un approccio ideologico, ma voglio innanzitutto dire che si tratta di un provvedimento tra i più importanti di questa legislatura e ci siamo ritrovati innanzitutto ieri proprio nelle modalità ad affrontare una discussione parallela, cioè l'illustrazione parallela alle audizioni. E questo diciamo è abbastanza irrituale, tant'è che le audizioni non sono state completate perché i tempi erano compressi. Dico che è una scatola vuota perché di fatto viene riproposto lo stesso contenitore che fu abolito e che noi stessi abbiamo partecipato a quella abolizione. Le funzioni che vengono date oggi sono quelle che avevano le province soppresse, che oggi vengono efficacemente svolte dall'EDR perché da quello che è emerso ieri e dalle considerazioni fatte e per stessa ammissione dell'assessore Roberti è che le EDR funzionano benissimo e il fatto di volerle sostituire con le province risponde ad una scelta politica. Per noi è una scelta incomprensibile perché appunto abbiamo un ente che potrebbe essere potenziato, potrebbero essere potenziati i comuni, non ha senso aggiungere un ulteriore centro di potere, un ulteriore centro di spesa, perché anche rispetto a questo ieri c'è stata rappresentata quasi una situazione in pari dove le spese oggi sostenute dalle EDR saranno traslate alle province e tra virgolette la parte che dovrebbe eccedere è quella relativa ai costi della politica che sono stati rappresentati quasi come irrisori, ma io non definisco irrisoria la cifra di 1.340.000.000 di euro. Procedo da qua innanzitutto. Sì. 1.314.000. Però ripartiamo un po' dalla modalità dalle audizioni, perché ci sono più fattori comunque richiamati già dalla consigliera, no? Giudicati negativamente. Questa cosa, che si faccia una legge, quando arriva in commissione c'è illustrazione, audizione in cui l'assessore illustra, si fanno domande tecniche e basta. Poi ci sono le audizioni e poi c'è
la discussione e approvazione, dove si fanno i ragionamenti politici, gli interventi più politici, si guardano tutti gli articoli e si vota. No, mediamente sono 3, ma possono essere anche 1 o 2. No, le sedute di commissioni. È già successo che si facesse illustrazioni e audizioni. Ieri non si è riuscito ad audire tutti, fra l'altro il 16 mi pare c'è un'altra commissione fatta solo per ulteriori auditi, quindi c'è tutto il tempo. Ieri non si è riuscito a sentire tutti gli istituzionali, cioè gli EDR, l'ANCI, eccetera, perché l'opposizione invece di fare domande tecniche faceva valutazioni politiche, cioè ognuno si alzava e faceva una domanda tecnica e poi faceva il ragionamento, da parte mia ho fatto solo giuridico. Tecniche. Beh, mediamente forse tu no, ma tanti altri dell'opposizione, Pozzo, Putto, eccetera, eccetera, eccetera. Tanto che io mi sono alzato e ho fatto una valutazione politica. Un tema importante. Ma no, certo. Allora, dopodiché, ieri abbiamo sentito che dall'opposizione, è un po' di giorni che lo sentiamo, no, che ma cambiate solo nome, è un ente che funziona benissimo l'EDR. Allora io voglio ricordare... L'ha detto l'assessore Roberti. No, l'ha detto anche Moretti qui a Ring, me lo ricordo che l'ho visto. Allora, intanto diciamo così, gli EDR non è che nascono sotto il cavolo, li ha fatti l'assessore Roberti, quindi li abbiamo fatti noi. E se ricordo bene, adesso mi ricordo il Movimento 5 Stelle, ma diciamo... Ha votato contro alle UTI. L'opposizione ha votato contro, cioè quando sono stati alle UTI, all'abolizione delle UTI, hanno votato contro agli EDR. Ora, vedete, noi, la maggioranza, l'assessore Roberti, la Lega, quando hanno istituito gli EDR, hanno detto gli EDR sono la prima fase, l'ente, che lo costruiamo così, come ente regionale decentrato, ma sarà il nucleo su cui noi costruiremo la provincia, l'abbiamo sempre detto, e li abbiamo pensati per diventare la provincia. Quindi così. Quindi c'è un nucleo, a questo nucleo che fa quelle funzioni, edilizia scolastica superiore, strade sovracomunali, tutte quelle robe che tirando via le province i comuni non riuscivano e non riescono a gestire, perché l'abbiamo visto. Poi vi spiegherò questo concetto che è abbastanza chiaro per me, ma per l'opposizione non è ancora stato digerito. Vengono aggiunte altre piccole funzioni amministrative, questo anche è vero, di supporto ai comuni, che erano, e poi quella nuova di supporto ai comuni come stazione appaltante, negli appalti, nelle progettazioni, eccetera, che è quello che l'opposizione dice, il grande problema, non si fa niente per aiutare i comuni. In più poi verranno aggiunte, no, in maniera graduale, tutte le altre funzioni, articolo 35,5, mi pare 6 la proposta di legge dice con successive leggi regionali di settore saranno trasferite lo sport, la cultura, la gestione del territorio, l'ambiente, il demanio idrico, tutte queste cose con leggi di settore. Quindi è tutta una cosa, voglio dire, questa cosa è pensata dal 2021-22 quando l'abbiamo avviata. Ora a loro dà fastidio questa cosa proprio della provincia, lo considerano un ente inutile. Allora, cosa succede? Abbiamo sentito anche il termine poltronificio anche durante il servizio, anche questo come replica, perché a volte è capitato di sentirlo anche nelle chiamate. Allora, lì c'è questa cosa delle spese, allora succede che ora, allora noi abbiamo costruito gli EDR così, sono stati presi una parte, quello che restava delle UTI, delle 4 UTI dei capoluoghi, no, che si occupavano dell'edilizia scolastica superiore, e su quello si è costruito e migliorato, dicono loro che funzionano molto bene, gli EDR. Faccio presente l'azione anche dell'EDR, per esempio di Gorizia, su tutta una serie di lavori pubblici necessari per Gorizia 2025, che è stato fatto, sono stati fatti dall'EDR di Gorizia, per esempio. Allora, cosa sono stati costruiti con del personale
con delle funzioni precise, con degli immobili. Per questo funzionano, perché è stato prima creato, si è capito qual è la funzione, quali sono gli uffici che riguardano un determinato procedimento amministrativo e che viene coinvolto, di quanto personale serve, quanti immobili servono, quante risorse economiche servono, funzione ben chiara, quello fa questo, costruito l'EDR, ora ci mettiamo, no, la parte elettiva e così sarà per il futuro. Cultura, cosa si può dare alla futura provincia? Come verrà fatto il procedimento dalla domanda dell'associazione alla provincia, a chi la provincia fa il bando, ma il regolamento e la legge magari viene fatta dalla regione, dove si presenta domanda, a chi fa il rendiconto della provincia, la regione, quante persone servono per fare tutto questo, cosa serve, quando hai il quadro chiaro, fai tutto, crei la norma e trasferisci alla provincia tutto il pacchetto. Così funziona. Altrimenti ricadiamo nell'errore fatto dal centro-sinistra che disse dal 1° gennaio 2027 ci sono le UTI, hanno messo la targhetta, però non c'era nessuno. Allora, lascio ovviamente un attimo, sì. E ricordo che quando hanno fatto questa cosa, i cittadini non se lo ricordano, io me lo ricordo perché ero sindaco, per due anni in questa regione non c'era nessuno e non si riuscivano a comprare i banchi delle scuole superiori. I banchi per i ragazzi, per 2 anni non si è riuscito a comprarli perché era stato creato il caos. Queste sono cose da evitare. Cerco di alternarvi, anche lascio la replica se vuole aggiungere altro, poi le richiedo anche la replica rispetto ai costi al personale, perché un altro degli aspetti che ha richiamato anche la consigliera Capozzi. Vuole aggiungere qualcosa rispetto alle parole finora dette da Calligaris, consigliera? Sì, molto volentieri, perché il collega dice un po' come tutto il centrodestra, tutto il contrario di tutto, perché dice che la sinistra di punto in bianco introdusse le UTI, loro in sostanza fanno lo stesso percorso, perché noi ci ritroveremo il 1° gennaio del 2027 con un ente che oggi si chiama EDR con il nome di province, perché la possono girare e voltare come vogliono, però quello che oggi ci propongono è lo stesso ente con le stesse funzioni, né più né meno, tant'è che è intervenuto anche lo stesso Ciriani a criticare questo contenitore e a definirlo poltronificio. Quindi anzi questo avvalora le nostre considerazioni, perché le critiche arrivano dallo stesso fronte politico che oggi invece si dice favorevole, che quella volta le ha abolite. E quindi da parte nostra chiederci di essere favorevoli a questo ente è abbastanza improbabile in questo momento, perché ci si chiede di firmare una cambiale in bianco dove tutto è da definire. Quello che ci viene riproposto è quello che è stato abolito. Le funzioni dovranno essere attribuite in divenire, quando anche nell'ultima manovra nella multisettoriale sono state tolte delle funzioni all'EDR. Questo è accaduto con l'assessore proprio Ammirante, la quale ha tolto con un emendamento competenze all'EDR per quanto riguarda la gestione e la manutenzione delle infrastrutture per il trasporto automobilistico, tranviario e marittimo. Quindi sta da vedere veramente che cosa trasferiranno, perché in questo momento ci viene riproposto lo stesso formato che è stato abolito, e in questo non possiamo che intravedere una ricollocazione di chi non ha trovato collocazione in altri livelli politici, ecco, perché non ci viene dato un prospetto così come viene rappresentato in maniera utopistica, in maniera chiara, è tutto rimandato a regolamenti e a leggi successive. Anche dal punto di vista elettorale io ho avuto modo di intervenire ieri e di chiedere ulteriori delucidazioni all'assessore, è tutto rimandato al futuro, ecco. Apprendiamo di informazioni attraverso
i vari comunicati stampa, e quindi questo è inaccettabile. Doveva essere creato sin da subito un impianto coerente sul quale veramente esprimersi. Oggi invece ci viene chiesto di esprimerci su quello che abbiamo abolito, quindi continueremo a sostenere quella posizione. Caligaris, prego, consigliere. Allora, intanto noi non stiamo... Allora, quello che ha detto lei non è vero, perché che noi stiamo facendo la stessa cosa, create un ente, mettete la targhetta. No, perché noi prima abbiamo messo tutta la struttura, gli EDR, prima abbiamo creato gli EDR con il personale, gli immobili, le funzioni, i soldi, viene solo trasferito alle province. E poi diamo, no? Cioè, come dire, quello è la prima fase, la seconda fase si chiama provincia, però noi abbiamo delle strutture che dal 1° gennaio funzionano già e possono già funzionare. Perché sono funzionano già DR. Adesso e avete detto voi che funzionano molto bene. Guarda un po', prima cosa. E progressivamente con lo stesso meccanismo e con la stessa procedura ci aggiungeremo lo sport, la cultura, il lavoro e via dicendo, però in maniera intelligente e graduale, spero, perché questa è la funzione, senza dimenticare niente, perché è successo quando hanno fatto la cosa delle UTI, si dimenticavano funzioni, immobili, di chi erano, non si sapeva, no? E soprattutto senza possibilmente creare disagi agli enti, ai comuni, ai sindaci e ai cittadini. Sulle spese, allora, cosa è saltato fuori? Capitolo che spese tutto costa, tutto quello che fanno gli EDR adesso, no? E costa 105 milioni di euro, che la Regione sta già pagando. Quindi questa spesa viene traslata, no, alla futura provincia e sostanzialmente le spese per la politica corrispondono a 1,3 milioni, che è l'1%. Praticamente ora allora, con solo queste funzioni la politica costerebbe l'1%. Consideriamo che poi andrebbero addirittura implementate le funzioni, quindi la spesa per la politica sarà dell'1,5, 1,3, una cosa. Ma si banalizza una cifra importantissima. Allora, qual è la questione? La questione è questa. Allora, è quello che io ho detto nel servizio. Allora, attenzione. Ieri abbiamo sentito alcune cose che non vi ha detto, no, Maria Rosaria. Per esempio, che solo, credo, l'EDR di Udine gestisce una roba come 350 milioni di euro per le scuole di tutta la provincia di Udine. È il territorio più vasto. Ora, non c'è nessun comune, credo, forse Trieste o Udine, che gestiscano investimenti di questa portata. E ieri Viola, il commissario dell'EDR, no, quello di Udine Pordenone, credo, no, ha detto: io mi sono trovato nel mio lavoro, soprattutto sulle scuole, a dover decidere io quale scuola andava fatta prima, fatta dopo, in che misura, e quindi ho dovuto fare io, che sono un dirigente della regione, assumermi in qualità di commissario delle decisioni politiche, perché sono decisioni politiche che decisamente non spettano a me, ma sarebbe più giusto che spettino a uno che è messo lì dai cittadini. Questo è il senso. Poi io ci aggiungo anche un'altra cosa. Io credo che se bisogna prendere queste decisioni con queste cifre, 300, 400 milioni di euro, io credo che sia meglio, uno, che le decida uno che è messo lì dai cittadini, prima cosa. Secondo, perché quello che è messo lì dai cittadini, poi posso assicurarvi che se un bravo amministratore lavora perché quei 300-400 milioni siano spesi velocemente, nel modo migliore possibile, perché sa che c'è il controllo dei cittadini e questo serve per rendere la cosa più efficiente. Allora, sull'aspetto politico lascio la parola anche alla consigliera, abbiamo anche una chiamata in arrivo, quindi tra poco lasceremo anche magari rilanciare un quesito, non lo so, una riflessione su questo tema, credo anche a chi ci sta contattando. Prego, consigliera.
Allora, voglio replicare su 2 punti che ha preso in considerazione il collega. Innanzitutto, io non voglio banalizzare quelli che sono i costi della politica, perché 1.000.000 e rotti di euro, 300 e quelli che sono, ecco, che sicuramente saranno di più, non sono una cifra banale, anzi che io saprei come utilizzare, visto che ho depositato una legge per l'endometriosi, io la dedicherei appunto a un investimento di questo tipo e non certo ai costi della politica di un ente che è stato specificato, funziona benissimo, ma poi è stato rappresentato appunto una situazione sostanzialmente di uguaglianza delle spese, ma secondo me è stata appunto rappresentata qualcosa che poi non sarà così nella realtà, perché sappiamo benissimo che ci saranno delle tornate elettorali che presuppongono dei costi, ci saranno delle direzioni, perché in questo momento le DR hanno un'unica direzione, ma lì ci saranno più direzioni che faranno capo ai vari assessori e alle varie deleghe, ecco, che verranno poi trasferite. Quindi è inutile dirsi che i costi saranno sostanzialmente uguali e comunque, ripeto, non banalizzo una cifra importantissima. Per quanto poi riguarda l'intervento del dottor Viola, onestamente non lo condivido, e se ci fosse stato il tempo per poter fare poi gli interventi, quindi fare domande o repliche rispetto agli interventi degli auditi, lo avrei anche detto, perché per me non si tratta di compiere una scelta politica se intervenire tra un istituto ed un altro. In quel caso si tratta di scegliere quali priorità prevalgono, perché ci saranno sicuramente delle esigenze strutturali che determinano la priorità dell'intervento e qui c'entra poco la politica. Poi se ci dobbiamo mettere la politica, ma qui mi rifaccio anche le parole fatte dal consigliere Russo, se serve un consiglio provinciale per scegliere come tinteggiare i muri di una scuola oppure la qualità del bitume, allora certo per loro servono i consigli provinciali. Onestamente da questo punto di vista per me la politica non serve, perché valgono le priorità di un determinato istituto. Posizioni diverse. Se gestisci sì. 300 milioni di euro non è che tinteggi solo le aule, questo va detto a Russo. Intervieni da un punto di vista strutturale. Sulle scelte di dove intervenire, parliamo come usare quei soldi. Non di scelte politiche. Guarda, l'edilizia scolastica. Allora io dovrei. Facciamo così, per rispetto devo lasciare la parola al telespettatore che ci sta contattando, poi ovviamente garantisco diritto di replica e controreplica ulteriore. Buongiorno, con chi parliamo? Sì, buongiorno, sono in linea. Buongiorno, ben ritrovato signor Claudio, giusto? La riconosco? Sì, grazie. È un piacere parlare con lei di questi gentili ospiti. Allora, io volevo proporre questa riflessione. Il modello di pensiero che può dare una visione del politico modello svizzero. Devo fermarla, sa perché? Facciamo fatica a sentire, salta l'audio, non so se è in una posizione col segnale dove magari non si prende bene. Se può spostarsi, facciamo l'ultima prova, se no la rinvito a ricontattare la nostra regia e vediamo, sì, allora, ok, dovrebbe il nostro amico telespettatore ricontattare la regia, mi dicono, per affinare il segnale, la telefonata. Allora, le garantisco quindi subito la controreplica, stava rispondendo alla consigliera sulle scelte da fare in ambito politico, no, allora, no? la mettono, allora Russo fa un consiglio provinciale per decidere se tinteggiare l'aula, cioè stiamo parlando di cifre un po' diverse, 300 milioni sono probabilmente quasi quanto ha a disposizione per determinati investimenti il Comune di Trieste, e senza contare le funzioni che aggiungeremo. Perché vede, allora, cosa non capisce il centro-sinistra? Il centro-sinistra dice, come avevano fatto loro? Ha detto, cosa serve la provincia? Non serve a niente. Allora, tralasciando che la provincia ha anche un aspetto molto importante identitario di un territorio e di coordinamento delle esigenze di un territorio, cioè il Friuli, no, ha la sua identità, ha le sue esigenze che possono essere rappresentate da un presidente di regione, no, eletto prima cosa, no? Così anche come la provincia di Gorizia e quella di Trieste e certamente quella di Pordenone, che si era staccata da quella di Udine,
no? Storicamente. Anche lì Onsel che dice cosa serve da Sappada che è appena entrata a Marano Lagunare, ma quello è un'area con le sue caratteristiche, la sua storia, la sua economia, che è sempre stata insieme, che si chiama Friuli e che è giusto abbia un rappresentante eletto che curi i suoi interessi del territorio. Loro cosa dicevano? Cosa serve la provincia? Allora, tutte le loro funzioni, una buona parte le fa la regione, se l'è presa, anche, diciamo così, prendendo tante cose, dall'altra parte possiamo darle ai comuni. Creiamo le UTI, mettiamo il sindaco del comune capoluogo, mettiamo così, che gestisce le scuole anche di tutti gli altri o le strade di tutti gli altri, no? E quindi lì ci trovavamo il sindaco di Udine che gestiva la scuola di Tolmezzo. La scuola di Tolmezzo decideva con l'assemblea dei sindaci, ma secondo voi, cioè io ho fatto il sindaco, no? Secondo voi, fra decidere, io ero il sindaco di Fogliano e dovevo essere magari il presidente dell'UTI del Basso Isentino, ma secondo voi io ponevo la stessa attenzione, o avrei posto, perché io sono uscito dall'UTI, no, proprio non ci sono entrato in quella porcheria, no? Secondo voi io da sindaco stavo più attento alle robe del mio comune dove ci sono gli elettori che mi hanno votato e a cui io devo rispondere, e questa cosa non veniva prima della strada di Panzano o della strada che andava all'Isola della Cona? Secondo voi? Cioè questo è allora, ci sono funzioni comunali che fanno i sindaci, ci sono le grandi funzioni regionali che fa il presidente della regione, tutta la fascia intermedia che riguarda un territorio e che sono sovracomunali non può farla il sindaco, o non gli viene così bene, e non viene così bene nemmeno al presidente della regione. Avere un presidente di provincia che segue queste cose in maniera attenta, continua, rispondendo ai cittadini, io credo che sia una cosa buona, e ricordo che la struttura, perché noi non abbiamo inventato niente, sapete, sta roba qua stava nella Costituzione e il nostro Stato è stato creato così. È il centro-sinistra che si è inventato le UTI che non stavano da nessuna parte nel nostro sistema istituzionale. Allora, dovrei andare in pubblicità, ma garantisco la controreplica chiaramente anche alla consigliera. Abbiamo poi di nuovo la chiamata in arrivo, credo sia il signor Claudio, che ovviamente deve esprimere anche la sua opinione, quindi lo faremo subito dopo la pubblicità. Quindi subito controreplica a lei, consigliera. Allora, la prima cosa che voglio tranquillizzare il collega Caligaris è che ribadisco, noi alle UTI ci siamo detti contrari, no, sì, è vero. Voi sì, è vero. E lo sottolineo, è proprio per dire che di solito non assumiamo delle posizioni così ideologiche e per forza di contrasto. Quando io ero consigliera all'opposizione ed era sindaco Fontanini, ho votato per la loro abolizione, e questo perché convengo con Caligaris quando dice che quello era un'impostazione fallimentare, perché i comuni si trovavano a condividere servizi importanti. Nel caso di Udine c'era il problema della polizia municipale che era condivisa e Udine si trovava svuotato di questo importante servizio. Però riteniamo importante e necessario un ente intermedio, quindi le DR potevano essere certamente una soluzione che andava perfezionata, non sostituita da un ente elettivo, anche perché rispetto a questo voglio aggiungere un altro dettaglio, ma sempre delle informazioni che circolano, perché nel momento in cui, l'ho chiesto anche ieri in commissione all'assessore, ha detto che non è questo il momento per discuterne, ma è circolato sulla stampa che una parte degli eletti sarà attraverso i listini bloccati e quindi attraverso scelte fatte dalle segreterie dei partiti, quando invece si è sempre detto che questo organo elettivo deve essere vicino ai territori, rappresentare i cittadini, e invece si ipotizza una parte degli eletti con listino bloccato. Bene, devo mandare la pubblicità, al rientro parola al nostro telespettatore subito e poi continueremo con altri temi, restate con noi.
Ben ritrovati, ultima parte di Sveglia Friuli in compagnia dei consiglieri regionali Capozzi e Calligaris. Allora, ripartiamo dalla telefonata. Buongiorno, vediamo se siamo fortunati con l'audio questa volta. No? No? Sì? Vediamo se è lo stesso telespettatore che ha chiamato pochi minuti fa. Chiedo conferma. Pronto? 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 È una signora, quindi una telespettatrice. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Senta, io ho ascoltato tutto l'intervento di Calligaris, l'ho ascoltato attentamente e nonostante si sia prodigato per spiegare bene tutto quanto, come dovrebbero funzionare le province, a me sembra il solito giochetto delle tre carte, i magheggi con le parole, perché di fatto i costi ci sono già per queste DR e vengono semplicemente trasferiti, ma i costi sono quelli, con invece in più la messa del cappello della politica, quindi nuove poltrone, perché lei diceva giusto prima la parola poltronifici e di quello si parla. È stata utilizzata in un'intervista e non ho preso posizione su questo, però sì, bene, è stata utilizzata, richiamata nel servizio anche politico. Sì, poi. Però di fatto questo è, no? Cioè, se c'è un organismo che funziona e ha funzionato bene e l'ha riconosciuto e l'ha detto anche Calligaris, ci mettiamo sopra queste altre cose e poi mi fa anche questo specie che dice ci sarà qualcuno messo lì dai cittadini, a parte che l'ho sentito ripetere adesso anche dall'altra relatrice, ma l'ho sentito anch'io in televisione, forse ieri sera al TG o comunque recentemente, che anche lì di fatto i cittadini, così come anche nel nazionale, non eleggeranno dei nomi, cioè non metteranno dei nomi. Quindi allora di cosa parliamo? Cioè parliamo sempre di questo, altri costi e poi voglio dire, se una volta non si sono fatti delle cose, forse perché magari non c'erano tutti i soldi che ci sono adesso in questo periodo, poi vedremo anche quelli quanto durano. Ecco, queste sono constatazioni che faccio io, come mi immagino chissà quanta altra gente, cioè tante parole, poi stringi e la situazione è quella. Ma perché dobbiamo sempre andare, anche quando c'è qualcosa che funziona, andare a metterci le mani e disfare quello che di buono c'è? Ecco, io ho finito, grazie. Grazie signora per seguirci e anche per aver condiviso il suo pensiero con noi. Allora riparto chiaramente da lei, Calligaris. Che è un po' prevenuta, ma non ha capito molto. Intanto, l'ente che funziona l'ha fatto questa amministrazione regionale. Questo vituperato centrodestra, questi enti, non è che io riconosco che funzionano, è l'opposizione che dopo aver detto non servono, adesso dicono funzionano benissimo. Prima cosa. Seconda cosa, allora, sono delle spese in più? Sì, è vero, sono delle spese in più, l'1%. Le ho spiegato e credo, ho detto perché secondo me servono quelle spese. Perché vede, la differenza è tra andare a parlare per un cittadino con un sindaco o con un funzionario comunale. Questa è la grande differenza, e quella è la differenza che si paga. Se si elegge un buon sindaco, se si vota pensando lottiamo contro il fascismo, poi di solito ti trovi sindaci che non fanno bene le loro cose, preferiscono le manifestazioni con le bandiere rosse, no? Piuttosto che pensare alle strade. Insomma, questo è il mio pensiero. D'altra parte non è vero, cioè chi gliel'ha detto che il cittadino non voterà la persona? Cioè, dove l'ha sentito? Dove l'ha sentito? Ci saranno i listini bloccati. Dove l'ha sentito? Ma anche tu, allora, stabiliamo faccio terminare il consigliere, poi vengo da lei anche un po' di verità e non le robe che raccontate voi. Allora, innanzitutto c'è una generalità di giunta che dice gli uffici dell'assessorato enti locali cominciano a studiare un sistema elettorale per le nuove province con una indicazione. Provate a studiare una cosa che è praticamente il Mattarellum. Ve lo ricordate il Mattarellum? Quello che è stato il cambio tra la vituperata Prima Repubblica e Seconda Repubblica, dove i cittadini sceglievano il loro candidato. È la stessa cosa. È la stessa cosa. Il modello è quello. Sono 2/3 su un consiglio provinciale, 2/3 vengono scelti
in collegi uninominali secchi. Cosa vuol dire? Che nel collegio di Udine ci affrontiamo Maria Rosaria e io, e la gente vota o lei o me. E il restante un terzo, come nel Mattarellum, viene dato in maniera proporzionale. E perché questo? Perché la legge sia valida costituzionalmente. Cosa prevede? E perché un terzo? Perché, così, ve lo spiego subito, è un meccanismo molto semplice che garantisce la democrazia e la rappresentanza. Vuol dire che se in tutti i collegi uninominali dove ci sono due, vincono tutti i Calligaris, no? Le Maria Rosaria vengono recuperate, no, nel proporzionale per garantire l'opposizione. Questo è il principio. E dovete pensare che è la stessa legge che ha sostanzialmente portato dalla prima alla seconda Repubblica. Il meccanismo è quello. Dopodiché si può discutere se sulla parte proporzionale vuoi mettere il listino unico, la preferenza. È anche un discorso che si può fare, ma questo va detto ai cittadini. Il grosso degli eletti saranno scelti dal cittadino fra me e lei, e il cittadino sceglie di qua o di là e lo sceglie lui. Punto. Allora, questa è la verità. A quella signora lì, no, sono state raccontate un sacco la signora legittimamente di cose strane, no? Di cose strane. Siamo qui per questo. Consigliera Capozzi, replica, poi abbiamo un'altra chiamata in arrivo, so che tra poco anche devo lasciarvi andare, quindi avviso appunto del giusto ritmo da dare per permettervi anche di replicare e di andare per tempo a seguire i vostri impegni. Prego, consigliera. Ma secondo me la signora che è intervenuta si è fatta una fotografia esatta di quello che sta accadendo e mi dispiace che il collega voglia minimizzare anche l'interesse di un cittadino rispetto a quello che accade rispetto ai lavori dell'Aula. No, ma io non minimizzavo, discutevo un po' il tono che non era da domanda ma da una cosa un po' più... Ma ci può stare che un cittadino abbia delle posizioni io rispondo anche con il tono uguale, adeguato. Siamo tutti e due cittadini. Mi sono ritrovata cittadini che mi davano contro su qualcosa, di sicuro non sminuivo il loro intervento, non lo condividevo per le posizioni che sostengo, ma non lo sminuivo di certo. Però detto questo, allora ripeto, le notizie che circolano, perché probabilmente il collega Calligaris ha sicuramente informazioni di più di quelle che dispongo io, dicono che ci sarà una quota di eletti che passerà per i listini bloccati. I listini bloccati sono quelli stabiliti dalle segreterie dei partiti. Poi il collega Calligaris dice è meglio che un cittadino si rivolga è meglio, pone il quesito, è meglio secondo voi che un cittadino si rivolga ad un eletto oppure a un dirigente? Beh, francamente io preferisco rivolgermi a un dirigente perché farà in maniera tecnica il suo lavoro e non ci sarà una valutazione politica per cui si potrà instaurare anche un discorso di clientelismo dettato dal fatto che quel sindaco magari potrà, o comunque quell'eletto potrà darmi corda se sono della sua parte politica oppure no, perché il rischio è proprio questo, che io mi veda accolte le mie istanze soltanto se sono da quella parte oppure no. Sai, allora io credo, questa è la differenza tra me e te. Questa è la differenza tra me e te. Io preferisco che il cittadino abbia a che fare con un eletto, avendo fatto il sindaco. In maniera indipendente, anche da parte di altre forze politiche, ma ripeto perché rispetto tutte le posizioni. Allora, do la linea a chi ci sta contattando ulteriormente. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono Claudio, ho chiamato prima. Adesso lo sentiamo forte e chiaro. Prego, signor Claudio. Benissimo. Allora, io volevo proporre questa riflessione. Innanzitutto devo prevenire che la mia forma mentis, si rifà a una frase detta da Churchill, che la democrazia è l'arte imperfetta di governare, è un modello democratico di cui ho una profonda ammirazione, quello svizzero. Perché quello svizzero cerca di
rendere partecipe e coinvolgere la cittadinanza. Allora, io non ho nessuna, diciamo, remore nel dire che sono a favore delle province, in quanto è una forma, diciamo, di coinvolgimento, diciamo, del votante, no? C'è un però che sto notando che la classe politica totale se ne sta profondamente zitta, è sul fatto di non andare a toccare sulle percentuali di accesso. Adesso, se non sbaglio, per poter essere eletti bisogna superare il 4% o 3-4%, sto andando a memoria, no? Sì, abbiamo sentito male l'ultima parola, chiedo scusa, sulle percentuali di... Che per andare, diciamo, a essere eletti, adesso bisogna prendere, se non sbaglio, dal 3 al 4%. E questo è qualcosa di veramente limitante, perché fondamentalmente, siccome la gente ormai è disillusa, non va più a votare nessuno. Allora, raggiungere la soglia del 3-4% con un bacino elettorale, diciamo, stanco, per le forze nuove, il sangue nuovo che deve entrare come linfa vitale per la democrazia, diventa un ostacolo, diciamo, veramente improponibile, no? Allora, o, diciamo, si va a toccare la legge elettorale e si abbassa, o addirittura si possono elevare via le percentuali per poter entrare, diciamo, per essere eletti, o come succede ad esempio in Svizzera. In Svizzera, mi sembra, in certe rare situazioni hanno tipo l'1-2%, qualcosa di veramente, diciamo, accessibile. Oppure, se si vuole mantenere questo tipo di legge elettorale in cui viviamo al giorno d'oggi, che è una legge, diciamo, veramente a barriera proprio per il nuovo, va a finire che naturalmente cosa saranno le province? Saranno semplicemente dei garage per politici trombati che vanno messi lì a parcheggio. Grazie, buongiorno. A lei per averci contattato nuovamente, signor Claudio. Riparto allora dalla consigliera Capozzi rispetto a questa riflessione un po' anche sull'accesso dei partiti minori, sulle soglie cosiddette di sbarramento, no? E anche la disaffezione al voto che in molti casi si sta vedendo nelle ultime tornate elettorali ai vari livelli, insomma. Prego, consigliera. Ma ringrazio il telespettatore, il signore che è intervenuto per la riflessione che suscita, ecco, dalle sue considerazioni. Allora, innanzitutto le soglie di sbarramento sono state introdotte proprio per evitare l'eccessiva frammentazione della politica e quindi evitare che si sviluppino tantissimi fronti. Ecco, il senso è quello, almeno la ratio dell'introduzione di questo criterio. Poi sul fatto della disaffezione mi trovo d'accordo, perché purtroppo viviamo in un momento storico dove regna l'assenteismo. Posso dire che forse il partito di coloro che non vanno a votare è quello che vince sempre ad ogni tornata elettorale. E quindi questa va sicuramente combattuta e secondo me non agevolano di sicuro percorsi come quelli che si stanno intraprendendo perché i cittadini non vedono infatti delle risposte per le loro necessità, ma vedono percorsi invece che mirano ad altro, e questo non è che lo si può celare o edulcorare con considerazioni come quelle fatte dal consigliere Calligaris. Consigliere, l'ultima parola a lei, quindi poi vi lascerò andare. Allora, il concetto è, il signore, poi ho guardato, insomma, in Svizzera c'è un sistema elettivo proporzionale, poi là c'è anche un governo federale, forse ruotano, no? Allora, il concetto è le soglie di sbarramento. Allora, le soglie di sbarramento, la materia elettorale è sempre molto complessa, perché bisogna, credo, ragionare su due grandi modelli: il sistema proporzionale, che garantisce la massima rappresentatività, e poi l'uninominale, invece il maggioritario. Nella Prima Repubblica noi avevamo il proporzionale, poi siamo passati con il Mattarellum, ricordo, al sistema maggioritario, dove allora, nel sistema proporzionale uno vota anche il suo rappresentante tramite preferenza. Poi la preferenza è diventata il male assoluto, voto di scambio, inaccettabile, eccetera, eccetera, ed è invece la preferenza è la base dell'elezione dei consiglieri regionali ed è un sistema valido,
secondo me resta sempre un sistema valido. Siamo passati al maggioritario. Maggioritario in un collegio, uno vota o Capozzi o Caligaris e viene eletto solo quello, no? E si prende tutto il seggio. In base a questi due grandi pensieri e schemi poi si ragiona sostanzialmente conseguentemente sulle soglie di sbarramento più alte, più basse, a cosa servono, se allarghi la rappresentatività, perdi in cosa? In governabilità, no? Chiaramente, perché uno dei grandi problemi, e ce lo dicono sempre, dell'Italia è che ogni 2 anni o ogni anno cambiava governo in Europa, no? I ministri ci avevano chiesto qua, noi capi di Stato dobbiamo appena conoscerlo, e quindi l'Italia ha scelto questa cosa della governabilità, che forse è un sistema un po' più adatto ai tempi, probabilmente ai tempi di reazione che deve avere un ente così, il sindaco eletto direttamente, il presidente della regione, il presidente della provincia che verrà scelto dal cittadino ed è lui che poi gestirà quel territorio. È una valutazione da fare in base al modello elettorale che scegli. Tutto qua, cioè se tu vuoi un sistema, come si chiama, proporzionale, puoi tenere le cose più basse, le soglie di accesso più basse, se scegli la governabilità e il maggioritario devono essere un po' più alte probabilmente. Queste sono le indicazioni di massima. Cioè i sistemi elettorali sono sempre particolarmente, non sono così semplici. Bene, tempo esaurito abbondantemente perché so che devo lasciarvi ai vostri impegni, abbiamo anche superato insomma l'orario prospettatovi per potervi spostare agevolmente. Grazie consigliere Caligaris, grazie consigliera anche a lei Capozzi. Facciamo così, vi saluto.